Oggi è il giorno di San Davide. Il nome Davide ha origine ebraica e vuol dire amato diletto. È molto frequente nei paesi anglosassoni. Oggi, 29 dicembre, è la festa nazionale della Mongolia. Questa data è stata scelta per ricordare l'indipendenza della Mongolia dalla dinastia Qing, avvenuta nel 1911. Il simbolo rappresentativo della nazione, che ritroviamo anche al centro della bandiera, è costituito da una disposizione di elementi astratti che rappresentano fuoco, sole, luna, terra, acqua ed il simbolo dello yin-yang. Il Sojombo, nel suo insieme, rappresenta l'immutabilità e la costanza, il simbolo nazionale della libertà e dell'indipendenza. I festeggiamenti vengono ripresi anche d'estate, nel mese di luglio, con parate ufficiali e cerimonie. Vicino a Caltagirone, il 29 dicembre del 1945, si affrontarono l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, guidato da Concetto Gallo, e i militari del Regno d'Italia. La battaglia di San Mauro, chiamata così per il monte teatro dello scontro, fu vinta dalle truppe sabaude e segnò la fine delle ambizioni separatiste siciliane. Ma sapete cos'è la fibra ottica? Si tratta di cavi velocissimi che inviano segnali sotto forma di lampi codificati di luce all'interno di fibre di vetro flessibili. La luce viaggia riflettendosi sulla superficie interna della fibra ed è cruciale l'angolo con cui il laser investe il vetro. Il multiplex permette di trasportare diversi segnali mediante laser di colori diversi. Buon inizio settimana ai 12, in una settimana un po' speciale perché conterrà sia la fine del 2025 che l'inizio del 2026. Vediamo un po' cosa succede con gli astri. Allora, oggi la Luna inizia con una quadratura con Giove tra Ariete e Cancro ed ecco che lo zodiaco diventa un po' ambizioso. Cominciano semplicemente le aspettative per il prossimo anno a venire. Cosa accade ai segni zodiacali? Ariete, la Luna è proprio nei vostri gradi, è quadrante a Giove, vuole assolutamente essere ambiziosa. Voi Ariete nutrite delle grandi aspettative rispetto all'anno prossimo, soprattutto carrieristiche e affettive. Toro, per voi oggi i desideri smodati di Luna e Giove sono un po' in conflitto, in quanto la vostra Luna forse vi fa pensare a quello che non siete riusciti a fare e quello che volete ottenere in futuro. Ci riuscirete sicuramente. Gemelli, per voi oggi è una giornata in cui la Luna e Giove contribuiscono a un'ambizione più solida in termini di danari e di sicurezza in tutto nella vostra vita, sia affettiva che economica che lavorativa. Cancro, i pensieri di oggi riguardano voi come l'Ariete da protagonisti, proprio perché Giove ruota nei vostri gradi e fa in modo che le ambizioni possano essere finalmente quelle di creare un nucleo affettivo e familiare forte e importante. Leone, la Luna oggi è tutta dalla vostra parte perché stimola le ambizioni di Giove a comunque sintetizzare dei progetti di coppia e a portare tutto a compimento e anche impegnarsi legalmente ed economicamente verso una direzione di riuscita importante. Vergine, per voi oggi i desideri di Giove sono molto più importanti di quelli della Luna, ovvero Giove che muore dalla voglia di essere veloce, di concretizzare tutta una serie di progetti, di cambiare anche un po' la vostra logistica perché siete stanchi di vivere sempre spezzettati e parzialmente, ma di vivere in maniera comoda, ampia e soprattutto in coppia con l'amore.
Bilancia, per voi è una giornata invece in cui la Luna è proprio in opposizione Giove in quadratura e beh, forse non sapete cosa desiderare prima proprio perché le stelle vi mettono un bivio. Desiderare le solite cose come sviluppo, obiettivo di raggiungimento oppure cambiare totalmente direzione. Dovrete riflettere un po' su tutto questo, Scorpione. Per voi queste tensioni planetarie fanno gioco dalla parte di Giove, ovvero Giove che comunque vi strizza l'occhio e che vi fa pensare che comunque tutto sarà possibile da ora in poi, quindi desiderato semplicemente di stare bene. Sagittario, per voi la Luna invece a comandare, quindi vorreste una maggiore destrutturazione delle emozioni. Giove è ancora un po' troppo distante, ma interessato da questo aspetto, nutre un po' tutte le ambizioni in maniera confusa. La Luna vi deve fare da timone e capire che nella direzione affettiva che dovrete un pochino più concentrarvi. Capricorno, Giove è in opposizione alla Luna quadra, per cui per voi Capricorno non è semplice mettere a fuoco i desideri o le aspettative. Però molto probabilmente gli astri con la presenza di Venere, Sole e Marte nel vostro cielo vi stanno dicendo che forse non avete nulla da desiderare perché già avete tutto, guardate bene. Acquario, oggi la fantasia è sicuramente molto stimolata, in particolare dalla Luna, potreste pensare a nuove soluzioni e capire come le valutazioni di un progetto possono variare in corso d'opera. Voi siete geniali comunque ad aggiungere variazioni e novità nel solito percorso. Pesci, queste tensioni di Luna e di Giove su voi si riflettono in una maniera molto importante proprio perché desiderate semplicemente rimettere un po' di ordine un po' in tutto quelli che sono gli ambienti della vostra vita, i principali, la famiglia e il lavoro, fermo restando che la pesantezza di Saturno e di Nettuno a volte tendono a farvi diventare un po' assoluti, quindi desiderate più morbidamente. È passato alla storia come il massacro di Wounded Knee. Il 29 dicembre del 1890 i soldati statunitensi trucidarono 300 Sioux disarmati a colpi di mitragliatrice, inclusi bambini e donne. L'esercito doveva scortarli in un accampamento, ma partì un colpo e da lì lo sterminio. Morirono anche 25 soldati, forse vittime accidentali dei loro compagni. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Questo proverbio è un ammonimento a comportarsi bene e ad evitare azioni malvagie, perché si ritorcono sempre contro. Possiamo considerarli difettosi, appunto, come una pentola senza il coperchio. Secondo un'altra spiegazione, l'autore dell'azione malvagia sarà presto evidente a tutti, come il contenuto di una pentola senza coperchio che rimane ben visibile. In russo il suo nome vuol dire speranza. La scrittrice Nadezhda Mandelstam si dedicò alla folle impresa di memorizzare tutti i versi dell'amato sposo, il poeta Osip Mandelstam. Su di lui era calata la falce del regime stalinista che lo mandò a morire in Siberia, lasciandolo nel dubbio che le sue opere venissero distrutte. Ci pensò alla moglie a proteggerle e a consegnarle alla storia. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da sperimentare. E quindi sperimentate, magari inventate una ricetta nuova da proporre ai vostri amici e parenti per Capodanno, oppure buttate su carta qualche idea e date vita ad una nuova poesia. Grazie per averci seguito anche oggi, vi aspetto domani. Buona giornata dalla vostra Martina.